Diamo il benvenuto ad Alberto Garlini, uno dei curatori del Festival Pordenone Legge. Alberto nasce come poeta, nel tempo diventa romanziere ed è soprattutto maestro di scrittura creativa. Per Alberto una prima domanda. Lei è da anni un insegnante di scrittura creativa. Ci sono delle regole di base che un giovane studente o una studentessa dovrebbero seguire prima di iniziare a scrivere un testo narrativo? Allora, diciamo, delle regole non ci sono. Ci sono probabilmente degli accorgimenti che una persona può prendere prima di iniziare a scrivere, che riguardano tanti aspetti. Però ecco, una delle cose essenziali prima della scrittura, vorrei citare una cosa che ha detto Hemingway, che l'ha detta probabilmente perché era molto arrabbiato quel giorno, perché è venuto questo intervistatore, si chiamava Plimpton, che lo stava scocciando. E tutta quell'intervista lì, che è molto bella, in cui tra l'altro teorizza il famoso principio dell'iceberg, è un'intervista fatta da un uomo che è un po' alterato. Comunque dava questo consiglio a un giovane scrittore, diceva: la prima cosa che devi fare è provare ad ammazzarti, provare a suicidarti. Se non ci riesci, almeno una storia da raccontare. Allora, ovviamente si tratta di una cosa esagerata e ovviamente si tratta di una cosa che ha detto Hemingway in questo particolare momento. Nell'ultimo periodo della sua vita Hemingway era abbastanza anche paranoico, insomma, è un personaggio così, che viveva dei momenti umorali molto particolari. Ma al di là dello scherzo, è vero, nel senso che la prima cosa che uno dovrebbe fare è guardare dentro se stesso e dire: ho una storia da raccontare. E cosa significa una storia da raccontare? Significa: c'è un movimento narrativo nella realtà là fuori che mi ha colpito, che risponde alle mie corde interiori, che ha a che fare con la mia possibilità reale di stare nella vita, di stare nel mondo. Cioè, come guardo la realtà, cosa mi interessa, cosa mi affascina, cosa si muove, cos'è una storia per me. Ecco, e ho una storia da raccontare io che tocchi degli aspetti che possono interessare anche altri, che tocchi anche un sapere che magari è mio personale, una mia forma, una mia visione della realtà là fuori che possa interessare gli altri. Ecco, questa è la prima domanda. La letteratura ovviamente è un posto molto ampio, è un posto dove ci possono essere tante sensibilità, tanti modi di raccontare, tanti modi di vedere appunto il movimento narrativo della realtà. Ma è importante per chi si mette a scrivere capire dove collocarsi. Allora, non ci si può mettere a scrivere una storia perché abbiamo visto che una persona scrivendo una storia d'amore ha successo, scrivendo un giallo ha successo, se noi non siamo colpiti, affascinati, non siamo attraversati nel nostro corpo, nella nostra carne, nella nostra intimità da un certo tipo di storia. Se noi sentiamo un brivido, se non riusciamo a dormire una notte, se delle cose ci colpiscono talmente tanto che sentiamo la necessità di raccontarle, ecco, allora a quel punto abbiamo una storia da raccontare e a quel punto arriva l'altro problema, che è quello appunto di trovare appunto dei mezzi tecnici o di conoscere appunto dei modelli narrativi che ci possano aiutare a rendere al meglio, a rendere più efficace la storia che vogliamo raccontare. Però la base è quella. Ecco. Quello che mi sembra, diciamo, lo scarto fondamentale tra chi vuole scrivere una storia è proprio questo: avere una storia da raccontare, una storia che lo tocchi intimamente, una storia che veicola un modo di vedere la realtà particolare, che è suo proprio, riconoscibile, come se fosse una propria impronta nel mondo, nella realtà. Ecco, e da questa necessità cercare di trovare, oppure muoversi per trovare quelli che sono gli strumenti tecnici dell'alto artigianato che presiede la scrittura di un testo. Quindi un bisogno che diventa un'esperienza, che diventa un'arte, che diventa appunto questo tipo di artigianato. E allora in questo caso, secondo me, leggere molto e annotare quello che si legge, vedere come la storia è costruita, cosa succede, perché questo personaggio mi piace, perché questo personaggio no, ma vederlo in modo oggettivo, cioè non vederlo come una cosa che questo personaggio mi piace perché mi assomiglia. Ecco, perché mi assomiglia? Cosa ha fatto per farmelo diventare vicino? Che dettagli ha usato per far diventare questo personaggio vicino a me, per farmi sentire che questo personaggio è qualcosa che mi assomiglia, come se fosse reale? Bisogna sempre tenere presente questo, che la fiction è uno strano miracolo per cui dobbiamo far credere vere a delle persone altre, delle storie che sono finte, che abbiamo inventato noi. E qui tutto questo appunto è fatto con artigianato da una parte e dall'altra parte con quello che dicevo prima, con la storia da raccontare, col fatto di essere dentro qualcosa che ci tocca intimamente. Poi dopo ovviamente tutto questo non basta, però insomma è la base per poter raccontare una storia. Alberto, lei immagini di avere in una delle sue classi
due studenti. Uno è studioso e preciso, l'altro è tutto genio e sregolatezza. Chi dei due potrebbe diventare un bravo scrittore? Allora, la risposta sarebbe scontata se dovessimo avere a che fare con, non so, un ponte o chi è che deve fare il progetto di un ponte o di una strada. Io preferirei quello che si applica molto a quello genio e sregolatezza, perché potrà fare anche un ponte molto bello ma può crollare. La stessa cosa in forma minore può succedere con una storia, ovviamente, però è chiaro che siamo nell'ambito artistico, dove anche per quello che dicevo prima, guardare il mondo con un punto di vista particolare, che è leggermente differente, farci scoprire delle cose della vita che altrimenti non vedremo se non fosse per quello scrittore che ce le mostra, è parte del gioco della letteratura. Molti libri li ricordiamo perché ci mostrano delle cose che non sapevamo prima, delle scoperte, dei punti di vista differenti, delle frazioni rispetto allo stereotipo della narrazione della realtà. Quello che fa un narratore è scoprire un movimento narrativo della realtà che non è stereotipato, scoprire cosa c'è dietro uno stereotipo, qual è l'ideologia che nasconde questo stereotipo, trasformarla in qualcosa che diventa una critica ma anche una presa di conoscenza del presente, dunque della vita o della realtà che sta intorno a noi. Per Manzoni la realtà era moralmente la cosa che bisognava raggiungere e secondo me è la stessa cosa. Se noi non cogliamo la realtà non facciamo niente di moralmente lecito, non facciamo nemmeno un'operazione di scrittura, facciamo una mistificazione come molte altre mistificazioni. E visto che le mistificazioni ce ne sono talmente tante, la letteratura dovrebbe essere quello spazio in cui questa cosa non avviene. Quindi, ecco, è chiaro che uno studente che è genio e sregolatezza, mettiamola così, sicuramente potrebbe portare questo sguardo particolare dentro la narrazione, quindi potrebbe essere uno sguardo differente che potrebbe dare qualcosa di più. È chiaro che però, come dicevo prima, la scrittura è anche artigianato, è anche disciplina, è anche metterseli tutti i giorni, è anche lavorare molto e non sempre, diciamo, il genio è sufficiente. Addirittura posso dire che il genio, anche senza la sregolatezza, un genio che si applica pure molto, a volte non riesce a scrivere bene come altri, perché il genio ti permette di poter fare tutto quello che vuoi. E fare tutto quello che vuoi a volte significa che la facilità con cui fai certe cose ti impedisce di farli con quell'attraversamento, quell'intimità e quella profondità di cui parlavamo prima. Quindi a volte arrivare anche a un'alfabetizzazione narrativa un po' più complessa è più utile rispetto ad avere tutto facile, avere una facilità, una genialità nel fare le cose. Conosco molti scrittori che sono deboli per la loro genialità, perché sono troppo bravi. I ragazzi che la ascoltano dovranno cimentarsi nella scrittura di brevi testi narrativi nei quali dovranno raccontare qualcosa che sia legato a degli scrittori o a dei poeti legati a questa terra, al Friuli Venezia Giulia. Se dovesse essere lei uno di questi studenti, c'è uno scrittore in particolare o un poeta al quale dedicherebbe il suo racconto e perché? Ma io di fatto l'ho già fatto, nel senso che praticamente tutta la mia carriera letteraria, se vogliamo, è una forma di omaggio ad altri scrittori e quindi di fatto l'ho già fatto. Non so, nel romanzo, nella prima cosa di narrativa che ho scritto, che era una sorta di agiografia dedicata a mia nonna Tina che era morta, ho utilizzato appunto la chiave anche letteraria di San Francesco, quindi ho fatto una geografia francescana di una persona a cui volevo molto bene, quindi ho utilizzato quel tipo di chiave per riuscire a parlare di qualcosa che mi era molto vicino e molto intimo. Nel romanzo successivo che ho scritto, Football Bailado, ho utilizzato Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini è c'è ancora San Francesco perché l'ho tenuto per molto tempo, ma poi c'è Pasolini, quindi Pasolini è stata una delle chiavi attraverso le quali sono riuscito a entrare in un momento particolare della storia italiana che era il 1975. In generale gli anni 70, dove con le stragi di Stato, la strategia della tensione, gli anni di piombo, eccetera, eccetera, si era rotto quel legame fra governati e governanti che c'era stato nel periodo, insomma, dell'espansione economica e quindi si era persa l'innocenza, ecco, nella società italiana, anche per il calcio scommesse e per tante altre cose che almeno a me da bambino poi avevano colpito. Nel libro successivo ho parlato degli anni '80 e come chiave di lettura ho utilizzato Pier Vittorio Tondelli. Pier Vittorio Tondelli per me è stato lo scrittore più grande diciamo, nel raccontare quegli anni, nel muoversi dal 77, quindi, perché lui faceva parte insomma, del movimento del 77, per arrivare a
a cantare e raccontare gli anni '80 nelle loro contraddizioni ma anche nelle loro luci. Adesso se guardiamo gli anni '80 di solito abbiamo uno sguardo abbastanza negativo, come il periodo del riflusso edonistico, con la perdita dell'impegno, Reagan, la Thatcher, diciamo, l'ingegneria economica, ci sono tante cose negative. In realtà era un periodo estremamente ricco anche dal punto di vista creativo. E quindi ho utilizzato insomma, questo sistema. Ho scritto un libro che è stato pubblicato solo in Francia, dove diciamo, il protagonista è una giornata di Hemingway a Venezia, quindi ho utilizzato Hemingway come chiave di lettura, anche in questo caso per raccontare una storia particolare a cui io tenevo particolarmente. E in uno degli ultimi libri, Il canto dell'ippopotamo, è un ricordo che riprende un po' quello che avevo scritto a suo tempo per mia nonna Tina, di un caro amico, un poeta, Pierluigi Cappello, che è morto di recente, e ho scritto questo libro per ricordarlo, e utilizzando ovviamente la sua poesia come un po' chiave di lettura per entrare dentro, la sua poesia e anche la mia poesia di quegli anni, quindi ho utilizzato anche me stesso come chiave d'accesso a un me stesso, al me stesso di adesso che non sono più, attraverso il me stesso di allora, eccetera, eccetera. Quindi di fatto io ho sempre cercato di legarmi a uno scrittore, di cercare una chiave d'accesso letteraria per quello che volevo raccontare, proprio perché, come dicevo prima, il movimento narrativo della realtà secondo me non è qualcosa di assolutamente scontato, e lo sguardo degli altri scrittori ci può aiutare ad affinarlo. E poi in questo, come dicevo sempre prima, l'importante è trovare qualcosa di veramente nostro da metterci dentro. Io non so se ci sono sempre riuscito, ma insomma ci ho provato. Quindi questo significa che se noi dobbiamo scrivere un racconto ambientato in una certa epoca, ci può essere utile leggere degli scrittori che di quell'epoca hanno scritto o che in quell'epoca hanno vissuto? Beh, sì, direi che è essenziale. Se non lo fai, non so perché devi scrivere un libro su quell'epoca, cioè di fatto, nel senso che se tu scrivi un libro sul 600 e non leggi gli scrittori del 600, non leggi le cronache del 600, non leggi la pubblicistica e la poesia di quel tempo, come fai a capire? Quello che tu crei è un testo, il testo è fatto di parole. Se il testo è una storia che è ambientata nel 600 e tu non hai consapevolezza di che cos'era all'epoca il modo di raccontare la realtà, di cosa uno sguardo del 600 vedeva nella realtà, questo dal punto di vista sia delle parole, del lessico, della struttura, ma anche dal punto di vista della struttura narrativa, no? Cosa interessava un uomo del 600? Quando Manzoni, per esempio, fa il famoso anonimo seicentista e fa un'imitazione, no, nell'introduzione dei Promessi Sposi, utilizza Daniello Bartoli, che era un grandissimo scrittore del Seicento, quindi fa una specie di faldone degli scritti di Bartoli, in particolare uno scritto di Daniello Bartoli. Ma era ovvio, nel senso, come poteva non farlo? Come poteva? Poi di certo questo non è sufficiente, nel senso che non è che puoi essere mimetico con una lingua che non esiste più. Diventa quasi un'operazione di trovarobato o comunque di archeologia linguistica che non interessa a nessuno. Poi è chiaro che la tua lingua, come fa Manzoni, per esempio, deve essere cambiata, modificata, riadattata ai tempi, agli scopi della tua particolare narrazione. Però è evidente che lui ha letto Ripamonti, ha letto tutto quello che serviva per entrare in quella logica, in quella mentalità e per descrivere al meglio l'epoca che stava raccontando. In generale, quando si scrive una storia, bisogna cercare di uscire molto da se stessi. Quindi scrivere una storia vuol dire andare a prendere dove ci sono le informazioni, sentire dalla voce, dalle testimonianze. Se scrivi una storia che riguarda anche, non lo so, un veterinario e tu non sei un veterinario, comincia a parlare con i veterinari, vai, ascolta, leggi cose, devi cercare di entrare il più possibile dentro. Ecco, bisogna comunque fare attenzione che questo va fatto sempre fino a un certo punto, perché c'è un punto, secondo me, anche di esplosione, dove tu sei troppo oltre la storia che stai raccontando, devi mantenere dentro di te quella scintilla, quella fiamma iniziale che te l'ha fatta raccontare, cioè quel motivo di intimità che te l'ha reso una storia congeniale, cioè ha reso quella storia lì il tuo modo per raccontare appunto un certo movimento narrativo della realtà. Quindi anche su questo bisogna fare attenzione, bisogna andare a caccia della storia, bisogna uscire fuori da sé, ma nello stesso tempo mantenere dentro di sé l'unità di quella visione iniziale che ti ha permesso di dire ecco questa è la storia che voglio raccontare, perché si rischia di perderla, ecco, lo so perché mi è successo. Grazie, siamo alla fine di questa video testimonianza. Un'ultima cosa che vuole dire ai ragazzi che la ascolteranno? Io voglio dire che principalmente di leggere molto,
Leggere è uno dei piaceri più belli che ci sono nella vita. Non è un piacere facilissimo, non è così facile come, non lo so, fare altre cose che vengono immediate e spontanee. Serve un po' di disciplina iniziale, bisogna stare fermi, bisogna stare concentrati, bisogna stare attenti per un po' di tempo. Però vi assicuro che dopo che avete superato questo periodo che non dura molto, entrate veramente in uno dei più grandi piaceri della vita. È proprio bello e non solo ti fa passare delle ore belle, felici, dove escludi il mondo fuori da te ed entri in un'altra storia, ma ti permette anche di capire meglio quello che ti sta succedendo intorno. Grazie.